Ci ritroviamo dopo il nostro ultimo video del 13 marzo scorso e riprendiamo i nostri consueti aggiornamenti sul processo in corso alla Corte d'Assise di Vicenza, il cosiddetto processo PFAS. L'ultimo aggiornamento che vi abbiamo dato ha riguardato proprio l'udienza del 13 marzo, nel corso della quale le parti civili e anche la CISL, costituita parte civile, hanno avanzato le loro richieste risarcitorie. Perché non dimentichiamo che anche la CISL, quale associazione sindacale, nelle sue articolazioni di CISL regionale del Veneto, UST CISL Vicenza e FENCA CISL Vicenza, hanno subito un danno autonomo da questa vicenda. Successivamente a quest'ultima udienza sono proseguite le udienze con la solita cadenza settimanale. Le parti civili hanno terminato le loro discussioni e abbiamo ascoltato tutte le loro richieste risarcitorie ed è stato quindi il turno delle difese degli imputati e dei responsabili civili. Le discussioni di queste difese sono state veramente molto corpose, hanno impiegato circa 2 mesi di udienze e possiamo dire che nonostante gli argomenti esposti dalle difese degli imputati siano davvero appunto molto corposi, possiamo individuare come dire, dei punti comuni nella loro discussione. Sicuramente tutte le difese hanno riproposto una rilettura dei fatti così come contestati dal pubblico ministero e dalle parti civili. Una rilettura tanto in relazione ai reati di natura, diciamo così, ambientale, quanto ai reati invece di matrice di natura fiscale. Molte delle difese sono tornate sul tema dell'inquinamento storico che ha colpito la vallata sin dagli anni 70 e molte delle difese hanno cercato di diciamo evidenziare quelle che sarebbero state le azioni virtuose poste in essere da Miteni, che invece sarebbero state diciamo rilette in modo malevolo dalla pubblica accusa. Ovviamente va data ragione anche del fatto che i pubblici ministeri hanno chiesto l'assoluzione per alcuni degli imputati per i quali originariamente era stata formulata l'imputazione. Per questi imputati l'assoluzione è stata sostanzialmente chiesta e ribadita dalle loro difese in quanto questi soggetti avevano formalmente delle deleghe ma non avevano a quanto pare un effettivo potere di spesa. Le conclusioni delle difese degli imputati e dei responsabili civili, così come anche del fallimento Miteni, si sono concluse solamente qualche settimana fa. La Corte d'Assise, dopo aver ascoltato le discussioni di tutte le parti, ha quindi dedicato un paio di udienze alle repliche delle parti civili e ha rinviato per quella che dovrebbe essere l'ultima udienza di questo primo grado di giudizio al 26 giugno prossimo, data in cui è attesa appunto la sentenza di questo primo grado, e quindi torneremo ad aggiornarvi molto a breve.